Allora, abbiamo una telefonata in attesa, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Mi chiamo Maurizio e sono di Stra, della Riviera del Brenta. Sì, signor Maurizio, dica. Buongiorno a tutti e volevo dire una cosa. Io capisco benissimo da cittadino che i comuni hanno i suoi problemi, però ci sono sindaci che non fanno niente per il proprio comune. Perché a Stra noi abbiamo un sindaco che lavora è presente in comune 2 ore alla settimana e ha un'attività commerciale storica a Stra e ha circa 70 anni. Ma io la dico una cosa, ma questa persona che ha già un'attività commerciale, perché non dà il posto a un ragazzo, una ragazza, diplomati, laureati, che ce ne sono tanti a spasso, che faccia il sindaco a tempo pieno? Ma l'avete eletto voi però, perché il sindaco viene eletto direttamente dalle persone, quindi vuol dire che piaceva? Siamo un paese che dorme in piedi, perché io vedo adesso la sindaco Venturini e molti altri sindaci, uomini o donne che siano giovani, che hanno un viso pulito, vanno in televisione, parlano, hanno i cosiddetti sotto. Ma non è possibile avere un sindaco 2 ore alla settimana e lui per fare piacere ai suoi amici di Stra. Allora noi di Stra dormiamo, ogni paese ha quello che si merita, ma lo stesso sindaco non deve fare il sindaco se è già un riccone, perché non aiuta il comune. Questo lo dovete dire. Quello che manca è una legge che impedisca a questi personaggi che hanno attività improprie, sia politici che anche il sindaco di un paese, quando c'è un'attività non si deve fare nessuna attività di politica. Questo che manca nel nostro paese, la serietà e le leggi che le regolano. Grazie. Un saluto a tutti e anche al sindaco Venturini. Grazie del suo intervento. Lì è più che guardi leggi che ne abbiamo fin sopra i capelli, più ne mettiamo, peggio è. È la sensibilità delle persone di capire, quindi purtroppo, per fortuna, i sindaci si eleggono direttamente, per cui se le persone purtroppo hanno interessi particolaristici, dopo non vadano a lamentarsi che lo stesso in grande avviene al governo, perché noi siamo un popolo che purtroppo specula su queste piccole cose, poi i cittadini onesti che comunque ci sono, grazie a Dio, subiscono anche le conseguenze, però lì dovreste essere voi anche attivamente che vi riunite, che vi trovate nel comune. Vediamo se la regia cortesemente vi rimette indietro il messaggio che non sono riuscita a leggerlo. Voi sindaci avete delle correnti politiche, quindi dipendete sempre dalla casta, vedremo chi ci risponde. Vediamo il messaggio di prima, se riusciamo a metterlo in onda, che mi è sfuggito. Vabbè, adesso lo rimetteranno in onda. Prego. Sì, io vorrei mettere in relazione questo nel messaggio. Nel comune di Stra un sindaco presente 2 ore alla settimana possiede un'attività di paese. Con la telefonata del signore di Stra. Anche per andare un po' a... Per carità, noi siamo sindaci e credo siamo orgogliosi di essere sindaci o consiglieri comunali e così via. Dobbiamo vedere la politica non solo quella, anzi, proprio non dobbiamo vedere la politica, quella del sindaco, come quella dell'uomo solo al comando. Un sindaco ha una giunta comunale, un consiglio comunale, c'è un momento di collegialità nel quale la responsabilità deve essere anche condivisa. Io non conosco, non so, e quindi parlo in termini generali e astratti, non conosco la realtà di Stra. Però penso al mio comune, senz'altro io sono sindaco e ho una responsabilità, però ho un consiglio comunale che mi consiglia, mi controlla. Quindi quello che io alla fine riesco a fare non è solo quello che ho nella mia testa, o quello che risulta dal, lasciatemi passare il termine, del concorso di idee che emerge assieme ai consiglieri comunali e assieme agli assessori. Quindi vediamola un po' come gioco di squadra. Allora, è importante che un sindaco sia presente, è importante anche che ci sia la collaborazione di altri. Un sindaco, per quanto bravo possa essere, se non ha un consiglio comunale o una giunta comunale al suo fianco solidale che eventualmente lo incalza, infatti lo controlla, lo critica, squadra, esatto. Non va lontano. No, il famoso proverbio africano che da soli si va veloci, ma se vuoi andare lontano devi andare assieme agli altri. Ecco, questo vale anche per i sindaci. La nostra amica Elisa Venturini, che sempre citiamo, è stata senz'altro rieletta sindaco con una grande, come dire, partecipazione popolare, con l'85% dei consensi e così via. Senz'altro è una brava amministratrice, però credo che anche lei si avvalga della collaborazione dei suoi consiglieri e dei suoi assessori se vuole andare lontano e non solo veloce. Assolutamente. Cosa risponde anche il telespettatore? Beh, intanto saluto e ringrazio, perché poi fa sempre piacere avere anche dei riscontri, perché vi posso garantire che ci vuole tanto impegno per fare il sindaco in questo momento.
La difficoltà è quella di riuscire a districarsi tra le tante regole e la mancanza di risorse economiche che ci sono in questo momento. E il fatto che il sindaco possa essere considerato casta perché in qualche modo dipende dalle correnti, dai vari partiti, vi posso garantire che il riferimento politico serve nel momento stesso in cui tu puoi avere delle informazioni. Dopodiché, di fronte ai problemi e all'amministrazione del tuo territorio, ti trovi da solo con la tua squadra nel dover gestire, nel dover dare le risposte ai cittadini, nello stare in mezzo alla gente, perché poi la differenza tra chi è casta e chi invece è amministratore pubblico è la presenza sul territorio e il fatto di stare vicino alla gente, e questa è la grande differenza, perché poi in termini economici vi posso garantire che non ci sono grandi possibilità per chi fa il sindaco, nel senso che prende 1/10 di quello che prende un parlamentare, giusto per darvi l'idea. Però poi è il contatto umano, è il fatto di stare vicino alla gente, è il fatto di sentire la gente, perché è questo che fa la differenza tra un amministratore pubblico e chi è casta. Quindi vorrei, ecco, da questo punto di vista dirvi che chi è sul territorio veramente sente i problemi della gente, a differenza magari di chi è lontano da un palazzo, questa è la differenza. Assolutamente. Figure giovani anche è stato detto, accennato e ribadito. Sì, figure giovani, ma come giustamente... Che poi abbiamo visto anche in politica, ma poi possono essere veramente la leva del cambiamento, oppure si tratta di vedere qualcos'altro? Ma io credo che ci siano un discorso da fare. Sicuramente persone giovani, ha parlato bene il sindaco Venturini in questo senso, hanno un piglio in più, un carattere in più e cercano appunto di porre rimedi, diciamo così, a quelli che sono i tanti problemi quotidiani dei sindaci. Il problema però fondamentale, purtroppo, è stato citato anche prima, è il rapporto che non c'è tra lo Stato, l'istituzione cardinale, e i sindaci e i comuni. Si diceva prima appunto, giustamente a mio modo di vedere, che il primo a non rispettare le scadenze, o meglio, i provvedimenti, è lo stesso Stato. Purtroppo è questa la situazione nella quale si trovano tanti sindaci a dover governare, ed è questa la causa per la quale poi i cittadini, come il nostro amico prima chiama da casa, e appunto esterna le sue, diciamo così, perplessità. C'è una cosa da dire però fondamentale, purtroppo, che questa cosa è voluta, nel senso che purtroppo è una piramide, al centro, anzi al vertice c'è lo Stato e nel fondo ci sono i sindaci, quindi i comuni. È chiaro che i cittadini quando vanno a protestare perché l'IMU aumenta non vanno al vertice perché è troppo lontano anche geograficamente. Però avrebbero una rappresentanza del Rio che insomma, cioè il ministro del Rio era abbastanza addentro alle cose, esatto, quindi in questo caso. Poi c'è un ministro Zanonato che adesso non è che ha un ruolo di secondo piano, assolutamente, anzi allo sviluppo economico, ed è stato sindaco, quindi in realtà queste possibilità ci sarebbero, ed è quello che lascia un po' molto perplessi i cittadini che non sono dentro. Noi ragioniamo sempre sul sistema, diciamo così, a livello generale, poi scendendo nel particolare è altresì evidente, purtroppo, questo va detto, che ci sono stati dei momenti, dei passaggi all'interno dei quali, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra lo Stato, la sezione dei comuni e i sindaci, nella quale certe riforme, certi passaggi sarebbero dovuti essere stati concertati di più, messi in rilievo di più, e qualcuno avrebbe dovuto fare maggior leva su questo aspetto, anche perché, torno a ripetere, come giustamente si diceva prima, il cittadino poi si rivolge al comune, al sindaco, all'assessore per chiedere spiegazioni di pagare, diciamo così, una mini IMU piuttosto che un aumento dell'imposta sui rifiuti. La stragrande maggioranza delle volte però il problema è stato creato al vertice, cioè dallo Stato. Attenzione, poi faccio solo un esempio, è lo stesso Stato ad essere inadempiente nei confronti dei cittadini, perché molto banalmente, da un punto di vista veramente tecnico, l'aumento dell'IMU non sarebbe neanche stato possibile farlo, perché per lo statuto del contribuente, il contribuente è tenuto a conoscere a inizio anno quali saranno i tributi che su di esso graveranno. Ma il primo a non adempiere verso i propri cittadini è lo stesso Stato, lasciando però ai sindaci l'onere di dover rispondere davanti appunto ai loro problemi. Cari sindaci, prima di mandare tasse a pagare a casa dalla gente, andate a guardare quale sia il reddito di proprietario e famiglia. Senza lavoro si muore, questo è un altro problema. A lei la parola, e quindi ritorniamo però anche al discorso della costituzionalità di tanti provvedimenti che lascia un po' basiti. Intanto ci terrei a dire che io sono al termine del secondo mandato, però in 10 anni ho avuto modo di conoscere tantissimi colleghi sindaci e le posso assicurare che tutti ci mettono veramente il massimo dell'impegno e sono presenti in ambito dell'attività municipale. Io stesso credo che non passi il giorno che non sono presente in municipio, ma non solo
nei giorni cosiddetti lavorativi, ma anche il sabato e la domenica, insomma. Tra l'altro nei paesi piccoli i riferimenti ai partiti quasi non esistono, perché sono quasi sempre liste civiche tipo la mia, insomma. Quindi sono i normali cittadini che si mettono a disposizione della comunità, quindi non mi sento assolutamente casta. E anche la presenza dei giovani. Io posso per esempio citare che all'interno della mia giunta ci sono tre assessori che hanno 30 anni tutti e tre, quindi credo che ci sia anche un rinnovamento sotto questo aspetto. Per ritornare alla parte economico-finanziaria e i rapporti che abbiamo con lo Stato, io spesso dico che più che un sindaco negli ultimi anni mi sento un esattore per conto dello Stato. Quello che percepiscono forse noi anche i nei cittadini. 2 o 3 anni recenti, ad ogni scadenza fiscale abbiamo un sistema di calcolo dell'imposta diverso da quella precedente, quindi veramente una follia unica, e questo che magari i cittadini fanno fatica a capire, ma che è la situazione reale con la quale noi dobbiamo confrontarci. Assolutamente, questo è vero. C'è una telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Sì, da dove chiama? Buongiorno. Siamo dalla provincia di Venezia. Allora volevo intervenire perché non riesco a capire una cosa. Io ho lavorato in molte aziende e praticamente in un'azienda c'è il proprietario che è l'ideatore dello scopo, no? E che praticamente organizza il lavoro come? Dando a ognuno delle responsabilità che segue attraverso la definizione di amministrare. Se chiariamo la definizione, c'entra quella politica, c'entra con reggere il timone. Allora io mi chiedo, si mette a capo di un comune un medico piuttosto che un avvocato che cavolo ne capisce di amministrare, che cavolo ne capisce di organigrammi, di tendenze, di condizioni, di mete, di scopi, di policy. Non ne capisce niente lì solo perché gli hanno deciso quelli del suo partito di metterlo perché ha una certa immagine. Ecco, a questo mi riferisco a un libro che ho letto l'altro giorno che dice che la razza umana è una cosa che è destinata a scomparire per forza. Intanto che andiamo avanti così, perché non mettiamo un amministratore che conosce la definizione e che sa come cambiare una condizione, che porta un prodotto vero, non che segue questo piuttosto che l'altro. Lei ha presente il governo dei tecnici che abbiamo appena passato, vero? Ma sì, ma tecnici di che? Tecnici di che? Cioè, provvedimenti Fornero, non so se dico, cioè, li conoscono tutti. No, adesso vediamo di risponderle, grazie. No, un attimo solo. Sì, dica. Si è confusa la finanza con l'economia, e questo è il problema. Va bene, adesso vediamo, grazie del suo apporto, grazie molte. Marcon, a lei, poi Venturini sentiamo. Carità, il tema della competenza che solleva il signore è senz'altro un tema importante, però anche qua io che pure insomma un po' mi sento anche un addetto ai lavori, devo dire che vorrei un po' sfatarla. È importante che il cittadino medio sia più partecipe della vita della propria comunità. Ripeto, non serve l'uomo solo al comando, perché quando ci sono da prendere le decisioni sono vari e numerosi gli aspetti di cui bisogna tenere presente. Non è solo, io sono solito dire, non è come avere davanti un foglio Excel dove 1 più 1 fa sempre 2. Prima qualcuno diceva che cosa sono i sindaci. Io mi sento quasi un assistente sociale in questi ultimi anni, dopo molti anni che faccio l'amministratore. Vi dirò che settimanalmente sono più numerose, proprio rispetto ad un SMS che prima è uscito, sono più numerose le persone che vengono a chiedere aiuto, che vi dirò che con molta dignità chiedono lavoro, non assistenza economica, che non le persone che vengono a proporti piani di lottizzazione o chissà quali operazioni speculative nel territorio. Questo è il dato vero. E giustamente lei prima diceva stiamo attenti al governo dei tecnici, quindi anche a livello di comunità locali senz'altro è importante che nella squadra ci sia chi ha competenza tecnica, amministrativa e così via, però serve anche tanta gente che nel buon senso del buon padre di famiglia che aiuti chi ha poi le responsabilità a prendere le decisioni più utili per quella specifica comunità. Quindi sono un addetto ai lavori, ma diffidiamo dagli addetti ai lavori. Era un addetto ai lavori lei, sindaco? Beh, ricollegandomi anche alla telefonata, io lo condivido, nel senso che quando si va a ricoprire un incarico pubblico, secondo me, un minimo di competenze bisogna averle. Nel senso che bisogna riuscire a saper leggere un bilancio,
bisogna riuscire a capire come funziona la macchina amministrativa, ed improvvisarsi richiede sempre una certa dose di coraggio, perché ti devi saper muovere in ambienti, in contesti che non conosci, è la responsabilità di una comunità, quindi un minimo di competenze ci vogliono. Però non è solo competenza tecnica, è competenza in termini di esperienza, il cosiddetto cursus honorum, che adesso non esiste più, per cui uno si trova catapultato a fare magari il sindaco, il parlamentare o il consigliere regionale, quando invece è indispensabile, secondo me, partire da una gavetta, aver fatto il consigliere comunale, magari il consigliere di opposizione, così capisci come funziona, perché non è solo una questione di acquisire delle competenze tecniche, è una questione di acquisire anche, come posso dire, dei meccanismi che tu apprendi solo tramite l'esperienza. Quindi è fondamentale fare un percorso per poter ricoprire degli incarichi pubblici. E poi secondo me ci deve essere anche una buona dose di capacità, come posso dire, di umanità, ecco. Anche la sensibilità di stare in mezzo alla gente, di capire i problemi delle persone, di porsi in sintonia con le persone. Ecco, anche questa, la componente umana deve essere fondamentale. Assolutamente, io sono di Roma, in un comune vicino, che è un telespettatore che non ho lavoro, come pago le tasse? L'altro telespettatore diceva, va bene, tasse sugli immobili, ma se non hai lavoro come fai a pagare anche la tassa sull'immobile? Questo è un dato di fatto. Se poi vendi la casa paghi le tasse, però se vendi alla la fine... casa, perché sono periodi che non vendi neanche le esatto, case. poi no, esatto, si riesce anche a vendere, peggio di prima perché non puoi pagare l'affitto dove vai a stare, qui si crea tutto un sistema terrificante. Torniamo su questi argomenti, poi completiamo anche il discorso della fiscalità e comunque in generale dell'economia dei comuni, che è molto molto serio, accennando al piano casa, a proposito di casa, che anche questo è molto importante. Torniamo tra poco con voi.